Non c'è 4 senza 5 per Roberto Bortoluzzi, eletto per la quinta volta alla presidenza della Fisi Veneta. Con 11.242 è stato confermato il presidente uscente Bortoluzzi Roberto. Applausi e la commozione del riconfermato. Cercherò di fare il mio meglio, come l'ho sempre fatto fino a qua, e cercherò di guardare con estrema attenzione quelle cose che magari nel passato non abbiamo guardato. Sono 23.800 i voti del Comitato Veneto, presenti all'Assemblea di Modulo a Belluno 17.629. Bortoluzzi ha superato gli 11.000 voti, mentre Federica Monti, che lo ha sfidato, si è fermata a 6.367. Vanno bene sì i cambiamenti, ma vanno fatti in una certa maniera, programmati magari, ma tutto ciò in relazione a non far male a una federazione che ha bisogno e necessità di andare avanti. Confermato il presidente, si forma la squadra. I prossimi saranno anni importanti, anni di impegno anche pensando ai sogni mondiali di Cortina. Cortina dovrà decidere che ci dovremo presentare fra 2 anni pronti sicuramente a portare a casa questo grande evento che ormai è da troppo tempo che stiamo sognando. Quanto al resto del lavoro, questo è l'obiettivo di Bortoluzzi. Progetti che nel cassetto ci sono da tempo, soprattutto nell'ambito dello sci alpino e soprattutto nelle squadre di eccellenza. Le squadre di eccellenza rappresentano il territorio e sono certo che se queste le guarderemo con attenzione soddisferemo anche senz'altro il territorio, perché l'impegno del territorio è proprio quello di portare avanti le proprie leve.